problema di questa ASL sono le fughe, al di là di pochi cittadini e quindi molte meno risorse rispetto a altre ASL, quindi quando hai meno risorse poi riesci a erogare anche dei servizi, insomma, parametrati delle risorse che hai. L'ASL è in rosso da sempre, anche perché ci sono un problema di fughe che riguarda sia il portoghese che il Basso Piave. Basso Piave, infatti qui non a caso ho voluto mettere al punto 2 una geografia di quella che è la sanità attorno al Veneto orientale, in cui i cittadini del Veneto orientale si riferiscono e sono, al di là della distanza tra i due poli, Sandonà e Portogruaro, per Sandonà 25 km da Mestre, 30 km da Treviso, 15 km da Jesolo. A Sandonà poi ho voluto specificare che sono 0 km di distanza praticamente tra due strutture dell'Arizzola e 30 km da Preganzola, mentre Portogruaro dista anche essa da 20 km dalla Tisana, 20 km da San Vito e 30 km da Pordenone. Sono i sindaci che possono assumersi la responsabilità di indire un referendum, ognuno con lo stesso quesito aperto a ognuno dei cittadini della propria comunità, per chiedere loro se A sono favorevoli o contrari all'ipotesi di realizzare l'ospedale unico, e se sono favorevoli di indicare il sito. Ce ne sono già alcuni che sono candidati, io non vorrei chiudere la porta solo a loro, non vorrei nemmeno che ogni comune si candidasse ovviamente, però ci sono dei siti che sono già candidati e secondo me basterebbe prendere in considerazione quelli, però ovviamente io lancio una proposta, non sto lanciando un referendum perché non è nei miei poteri.